Ciao ragazzi, oggi vi porto nell'aperta campagna di Erbè, Pianura Veronese, perché è qui che oggi vi faccio scoprire le origini del vino. Avete presente la famosa canzone dell'indimenticato Sergio Endrigo? Quello che dice per fare un tavolo ci vuole il legno e così via. Alla fine si dice che per fare un tavolo ci vuole un fiore. Proviamo ora a traslare questo concetto nel mondo del vino. Per fare il vino ci vuole l'uva, per fare l'uva ci vuole la vite e per fare la vite? Per fare la vite ci vuole il selvatico, è questo qui, che è esattamente quello che stanno raccogliendo gli amici dei Vivai Ricci, che è un'azienda trentina che ha scelto questa zona della pianura veronese, Erbè, per produrre le barbatelle, che sono la base su cui poi verrà costruito il vigneto. E produrre le barbatelle comincia proprio da questo passaggio, dalla raccolta del selvatico, che in gergo tecnico viene chiamato il porta innesto, ovvero la base della vite su cui poi verrà inserito, verrà innestato per l'appunto il vitigno che darà vita al vino che vorremmo poi produrre e quindi sorseggiare. Fare una barbattella non è una cosa semplicissima, perché occorre parecchio tempo, ci sono tantissimi passaggi che ora ho provato a riassumere in questo video che tra poco parte e che dà l'idea della grande professionalità e della grande delicatezza che occorre per arrivare a produrre questi che sembrano soltanto dei pezzettini di legno, anche se in realtà sono la base per avere il vino in futuro. E poi insieme agli amici di Viva Ricci ci incontreremo alla fine. Intanto partiamo proprio da qui, dal selvatico. Il ciclo di produzione delle barbatelle inizia a gennaio con la raccolta del selvatico nelle campagne veronesi. Il campo di piante madri porta innesti si trova infatti a Erbè, vicino a Isola della Scala. Dopo circa un anno, il tralcio viene raccolto e trasportato nel laboratorio di Calavino, dove inizia un lungo ciclo di lavorazioni. La prima è la pulitura da viticci e femminelle, elementi estranei che disturberebbero l'evoluzione della barbatella, ponendo attenzione al cosiddetto acceccamento delle gemme, operazione importante in quanto il porta innesto dovrà produrre solo radici e non germogli. Si prosegue quindi con il taglio del porta innesto, eseguito totalmente a mano, e in questa fase l'occhio e la professionalità dell'operatore diventano fondamentali, sia perché le future barbattelle non devono avere imperfezioni, sia perché il taglio deve essere differenziato. La barbattella classica deve misurare 33 cm e sarà destinata a costituire un nuovo vigneto. Il cosiddetto barbatellone invece viene tagliato a 70 cm e con un diametro più grosso che andrà a sostituire le viti di un vigneto già maturo. Quasi contemporaneamente alla raccolta del porta innesto, sempre a Erbè, nei mesi di gennaio e di febbraio nei campi di piante madri si esegue la raccolta dei tralci, che viene fatta su vigneti coltivati appositamente per questo scopo, con i vari vitigni che poi diventeranno barbatelle per i futuri vari tipi di vino. I tralci, una volta raccolti, vengono trasportati nel laboratorio in Trentino, dove verranno selezionati, spezzonati e successivamente innestati. L'innesto si effettua solitamente nel mese di marzo. Dopo aver lasciato gemme e portainnesti a reidratarsi d'acqua per alcune ore, gli operatori procedono all'unione dei due cosiddetti bionti, ovvero portainnesto e marza, attraverso il caratteristico taglio ad omega, oggi effettuato a macchina per ottenere velocità e grande precisione, un tempo fatto a mano con il tradizionale metodo a doppio spacco inglese. L'innesto deve rispondere a requisiti ben precisi, primo fra tutti l'uguaglianza di diametro fra marza e porta innesto. Successivamente si procede con la paraffinatura, che avviene immergendo il punto di innesto nella cera con una duplice finalità: rendere più solida la barbatella ed evitare la disidratazione della pianta. L'ultima operazione è la stratificazione delle barbatelle con segatura bagnata, posizionando il tutto all'interno dei bins, una procedura importante per la successiva forzatura. Collocate in serra, le barbatelle rimangono nei cassoni immerse nella sugatura bagnata per circa una ventina di giorni a temperatura e umidità controllate. In questo periodo di tempo gli innesti talea iniziano il ciclo produttivo, si sviluppa una posta radicale, il primo germoglio, ma la cosa più importante è la saldatura fra porta innesto e marza. Finita la forzatura segue una fase di acclimatamento, perché le giovani piante devono adattarsi all'ambiente esterno.
Prima di portarli nel campo si estraggono quindi dei bins, si puliscono dalla segatura e si esegue una prima cernita. E qui altro controllo visivo su ciascuna pianta, in particolare si pone attenzione alla corretta cicatrizzazione dell'innesto per assicurare l'idoneità alle fasi successive. Dopo l'immersione nella cera, le barbatelle vengono poste in casse dove si aggiunge dell'acqua per permetterne l'idratazione e ora sono pronte per il trasporto nel barbatellaio e la messa a dimora. Dopo aver eseguito tutte le operazioni necessarie per la preparazione del terreno, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio avviene la messa a dimora di barbatelle e barbatelloni. Il lavoro di impianto è totalmente manuale e ciascuna pianta è inserita singolarmente in ogni foro preimpostato nel telo e tutto quindi viene irrigato tramite manichetta per favorire la partenza vegetativa. Durante i mesi estivi il lavoro del vivaista consiste sostanzialmente nel seguire con cura la crescita delle piante collocate nel barbatellaio e le viti nei campi madri di portainnesti e marze. Per ottenere piante forti e sane, le cure necessarie per una crescita equilibrata delle barbatelle devono essere costanti. E le lavorazioni principali consistono in irrigazione, sarchiatura, cimatura e trattamenti antiparassitari. Si eseguono quindi delle rifiniture manuali per la pulizia dalle erbe infestanti, nonché per l'eliminazione dei germogli sul portainnesto e si svolgono infine vari controlli sanitari e di routine. L'estirpo delle barbatelle avviene nei mesi freddi a partire dagli inizi di novembre, quando la pianta ha concluso naturalmente il suo ciclo e va in riposo vegetativo. Per la raccolta si utilizza un aratro sterro raccoglitore che permette di togliere la pianta dal terreno senza danneggiarla, passando in ogni fila e creando dei mazzi che, posizionati sui bancali, verranno poi portati in laboratorio per le successive lavorazioni. Prima della vendita, le barbatelle seguono delle rigorose fasi di controllo esclusivamente manuali. Innanzitutto l'esame visivo, si controlla l'apparato radicale e tastando con mano si prova la solidità del punto di innesto. Si effettua quindi la potatura del tralcio a due gemme e si arriva così alla paraffinatura, importante per la protezione contro la perdita di umidità in campo. Infine si appone un'etichetta, il passaporto della vite, perché ne identifica la tracciabilità e ne certifica la sicurezza da un punto di vista fitosanitario. Conclusa questa fase, le barbatelle sono finalmente pronte per essere messe definitivamente a dimora nei nuovi vigneti. Walter, certo che vista così sembra facile. Sembra facile, ma questo lavoro l'ha iniziato mio papà negli anni 60 e noi lo portiamo avanti con grande dedizione. Qua conta l'esperienza, anche perché tutta questa manualità è figlia di gesti che sono stati appresi nel corso di tutti questi anni. È difficile continuare a mantenerli? È molto difficile perché tutte le stagioni sono diverse, però noi ce la facciamo ad ottenere un ottimo risultato. E allora assaporiamo il frutto di tanto lavoro, insomma. Te lascio la barbatella e mi vado avanti con questo. Sì. Cincimba, neanche dato, ma mi non so, ma sto qua. Ciao ragazzi. Mamma che